da Bianco che può partire in velocità, serve Crielesi, ancora Crielesi, si avvicina alla rigore, il cross al centro, il tocco di Bianco, la sfera che rimane nei piedi di Vazzana che la può solo che appoggiare in rete. 3-0 Football Club. Facile preda di Valletta che va a giocare sulla sinistra in velocità su Vazzana, ancora Vazzana, si accentra sul destro, salta un uomo, ne salta un secondo, ancora Vazzana, salta altri due uomini, entra in area di rigore, la conclusione, la parata di Pietroforte, poi a porta vuota, sbaglia però Crielesi. Bianco a calciare il calcio d'angolo, palla al centro, salta Vazzana, non ci arriva, sfera che poi torna nei piedi di Crielesi, la palla al centro, Vazzana sotto porta, il tap-in vincente del 5-2. La gioca su Cioeda, il lancio lungo di Cioeda messo giù perfettamente da Vazzana che prova anche la conclusione. Pietroforte con i piedi che la gioca in avanti, palla che passa, se la porta avanti di testa a Bianco, serve Vazzana al limite dell'area di rigore, ancora Vazzana con il destro, Vazzana la piazza e fa 6-2 con un grandissimo gol. Recupera il pallone Crielesi, alza la testa, serve Vazzana, riesce a toccare il pallone Talanas, ma poi Vazzana la mette in rete. 7-2 per il Football Club e salvezza matematica praticamente ormai raggiunta. In avanti a cercare Crielesi al limite dell'area di rigore, la palla al centro verso un suo compagno, Vazzana, poi la conclusione con la traversa. 8-2, palla che è terminata in rete dopo essere sbattuta sul montante. Chiuso, recuperata la sfera da Bianco, ancora Bianco in progressione, Bianco al centro su Vazzana. 10-2 per il Football Club. Sulla destra comunque Frullini, in avanti il pallone, Bianco, ancora Bianco, il servizio su Vazzana in area di rigore, Vazzana, la conclusione, ancora la rete del numero 7 del Football Club che fa 11-2.